أشهد أن محمدًا رسول الله. Mai avessi utterciau che io e mio collega vengono ad essere parte di un'orazione muslima in una moschea a Qatar. Io, che sono cresciuto per una claustra. È una scena surreale, di un momento che fa impressione e va profondo. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. Drei Jamnes Blibaul sono io inviati con Andy, il redattore di sport del RTR, per rapportare il più grande evento di sport del mondo, il campionato mondiale di Ballapoi. Noi siamo alla Piazza Viatica, noi siamo pienati di Qatar, il campionato mondiale di Ballapoi. Jungs, al da vos moment kula jacca dum nos weiter temperaturas un po' più caldes a Qatar, su 30 gradi. Nos essen spaniaci che specchiano al prossimo temps, quel campionato mondiale fet disputabil che c'è stata ferma la critica con da vos temps. Noi siamo fet spaniaci. Ed io forse un tic più spaniaci che Andy. Oder zu nur regular? Foi bem bien. Super, muito legal. Ciao. Drei Jamnes Qatar. Una terra che depende alla critica internazionale. Allora un Drei Jamnes Ballapoi. In sport che io sento avrà un pauc con tutto. Che fa quel proprio come me? Io vi faccio in maleccia da Qatar, dalla yacht e dalla cultura. Io liuc a se confrontare con mes pregiudizi. Agli primi dì dati per me già la prima sorpresa. Noi siamo dalla partita di allenamento dell'equipa nazionale. Un po' luxus an quel sluchon. Els tranescono in un areal che è messo a disposizione mo per els. E per me è un fan di Ballapoi e questo è un speciale da venire a da tiere degli stars. Cost di Dacun è io per cui tutti in bo. Suenter las primas impressiuns de Qatar, a mia skeptica un po' pli pincha. Io sono surstaus della apertità della yacht e della nostra libertà di filmare. Noi veniamo da Samantha liberamente, noi non abbiamo problemi di essere, noi speriamo di controllare, noi vediamo il diritto di filmare, ma shocks, noi vediamo Samantha loca, veniamo con la yacht in discorso. Principalmente con i fans, io ho discorrivo con differenze di tutti i continenti, fans del Senegal, fans dell'Argentina, fans dell'Arabia Saudita. E io sto di tutti in tutina. Tutina sono alfs, ni ners, pins, ni grons. È una fiesta di Ballapoi, tutti in buona luna, e io duplicamo al Ballapoi. Io se vede col mondo e funziona. Als Fans europäisch letzten piuttosto scarsi. Als Fans tedeschi, franzosi e svizzers, quels mancan. Eisi per quel che la critica e la skeptica vers Qatar è più grande all'Europa. Als Fans della Sud America paren de bo voler boicottare il campionato mondiale. Els venien roches.
se scorsi vesti in gista con il titolo di campione mondiale. Ed els han giù ragione. Io realisesco che questo è de pli che mo in tec balapai. Io sento che fans brigien per l'Unione Nazionale e giocatori vengono festivai scodiaus. Balapai collegia als cristians, ai international ed en conosce negins confins. E un lungatg che tots capeschen. Al pli clar ven qua mi en un resalve moment durant cena. Balapai è il tema, ed ins ven spert in discussione con neut degli entir mon, scoccau con fans della Arabia Saudita. In moment fetch collegial. Everything. Madrid or Per saber che momento proprio i fans stanno in un tempio di Balapai, stadions gigantici che plazzano tocca 90.000 persone. Sciammo quell'architettura fa sostame ad io sento che questo è bagagli di prestige, più grande, più extravagante e meglio che è. L'atmosfera in stadion è per me un po' una miscela entre Civer ed una corsa di skis. Non c'è mai che in gol strembla l'aria. In gol è scoda che c'è un fest e un formiclè. Ma c'è a Qatar da porgere spelsfans als stadions ed als giucs. Per imprendere e conoscere la cultura da Qatar, sto seguendo il quartier culturale di Doha, il souk Vakif. In quartier del Genevavel centenè che venius ingrandius successivamente e rinnovaus il 2006. Il simbolo per la cultura da Qatar aveva inflau in quella stazione. Al falcone è parte della loro tradizione, il simbolo del status. Als Qataris tengono il falcone come animale da casa, come ternus il gat nel ciaun. Als socials valen fetch bia a San Costa un tocken in $250.000. Il simbolo di rehezia, qualche altra parte di quella tiara. Els falcuns fanno impressione a me ed io sento quella logezia. Fins giunta della tradizione di Qatar stanno secchinciando del sviluppo, della rehezia e del boom del baguette. Cada esiste la cultura e la moderna insperlauta. Le case altas, il luxus, il bazar e le moschee. Els Qataris fanno questo baguette senza problemi. E in mano l'iPhone ed in cielo la cadena d'orazione. Il ticolo del mondo è quella cordialità che hanno,
cambiare quel status entra qui, veramente in causa temporanea per il campionato mondiale. Una è veramente scena, in quel mondo che ho visto. La Tiara al Qatar vive un po' di voce in façade. Dal momento ho il sentimento che quella façade esiste durante il campionato mondiale. La domanda è c'è resta, c'è suentra quel campionato mondiale. I contatti è una buona occasione di dare una patellata. Il chauffeur racconta che sia da più 10 anni a Qatar. Sua famiglia, fans e donne vivono a Pakistan. El permette tenere a casa in Spagna per saper visitare una gada ad on. Che vive el in una WG. El dice che mondi bene con el a Qatar, bia meglio che a Pakistan. Kurz incontri che restano a me. Con real è tutto quei veramente stau, a nu un ciolve a cala quel mon artificial, quella façade. Una domanda che facenta. Dall'altra parte hai sentito layout, ils Qataris, ils fans e le emozioni. Sfalsificare quel sentimento è strusch possibile. A tutti restano un po' skeptici. Ad lanciato io ero skeptici, spagnaus, skeptici, che specchiano, aber erst io mi dà un fedel positivo, è una positiva esperienza, io ho detto che si è più streng, che si è più controllato, che si è non vedi un po' le libertà, che non vedi che non vedi forse un po' di tiro delle auto, che quello che non è venuto fin finale, proprio che le auto in cordialità, tutti che si dai, tutti che hanno voluto presentare dalla migliore parte, quello che fa sostare al più fedele di quel campionato mondiale con la viarta che i Qataris hanno. Io prendo con me quel che ho sentito, viu ed udito. Una tiara multiculturale, ben stante e ben organizzata. Una bella esperienza con incontri con Steivels.